ringrazio innanzitutto di avermi invitato. Io credo che oggi la presenza di tutti noi a sostegno e a difesa di questa Costituzione che abbiamo sia importantissima, perché intravedo dei pericoli di una china scivolosa che ci porta verso rischi che possono trasformare questo nostro modello di democrazia in un modello completamente diverso. Il nostro modello di democrazia è un modello che si basa sull'equilibrio tra i poteri, su un bilanciamento, su un controllo reciproco tra i poteri. Oggi invece si vuole la prevalenza dell'uno rispetto all'altro, si è insofferenti rispetto ai poteri di controllo, insofferenti nei confronti del capo dello Stato, a cui magari si sottrae perfino il controllo del decreto che dovrebbe promulgare il giorno successivo. Si è insofferenti rispetto al Parlamento che con le sue lungaggini tutto sommato fa perdere tempo e quindi si ricorre ai decreti legge che sono previsti solamente in casi eccezionali di urgenza, oppure si ricorre, come si è ricorso molto spesso, al voto di fiducia, quindi tagliando la possibilità di un dialogo aperto tra maggioranza e opposizione e stranamente si chiede sempre che l'opposizione sia responsabile. Ma responsabili di che cosa? Corresponsabili di che cosa? Di decisioni che vengono già adottate e che poi vengono ratificate da un Parlamento che oggi, che si trova in difficoltà, trova il suo sostegno nel cosiddetto gruppo dei responsabili, al quale si fa però votare la fiducia, perché non ci si fida troppo della loro responsabilità, perché ancora le prebende non sono arrivate. E poi ovviamente il maggior livore è nei confronti di quegli organi di controllo che sono organi di controllo della giurisdizione. La Corte Costituzionale è fatta di comunisti, di cui si vorrebbe tutto sommato la modifica nella composizione oppure nelle maggioranze. Gli organi di controllo della magistratura, i pubblici ministeri, anch'essi sono comunisti, oppure sono comunisti quelli di Milano, oppure talvolta quelli di Napoli, di Roma, dipende insomma da dove inizia la indagine e l'azione penale che viene a toccare quelli che appartengono al cosiddetto clan, alla cricca, eccetera, eccetera. D'altra parte, lo ha detto lo stesso Presidente del Consiglio nel momento in cui ha presentato la cosiddetta riforma epocale sulla giustizia. Se ci fosse stata realizzata questa riforma costituzionale, Tangentopoli non ci sarebbe stato e sarebbero stati quindi lasciati in pace quei poteri politici che si erano finanziati, i partiti politici si erano finanziati illecitamente attraverso gli atti di corruzione, perché oggi quella situazione continua, non è che sia cessata allora, e allora si vuole che tutto sommato la casta non venga giudicata se non dalla casta, e cioè dal Parlamento, e i tentativi sono ancora una volta quelli: l'autorizzazione a procedere, oppure i conflitti di attribuzione, insomma tutte queste cose per cercare di evitare il confronto con la giurisdizione, una giurisdizione a cui oggi addirittura nella riforma si sottrae il pubblico ministero che quindi non ha più le garanzie di indipendenza e di autonomia rispetto al potere esecutivo, e questo è gravissimo,
perché allora le indagini saranno orientate dal potere esecutivo, dal ministro degli interni, è un pubblico ministero a cui si sottrae la polizia giudiziaria, la direzione, il controllo, che è una garanzia per tutti i cittadini. La scuola pubblica, ecco, guardate, io credo che in questa situazione si mettano in discussione due principi che sono i principi fondanti della nostra Costituzione, e cioè il principio di uguaglianza, quello cioè che garantisce la pari opportunità a tutti, perché nel momento in cui si depotenzia la scuola pubblica e si privilegia invece la scuola privata, è chiaro che i più abbienti potranno avvalersi di una scuola che da un punto di vista dei finanziamenti e forse anche dell'efficienza, perché quando ci sono i finanziamenti, ci sono i soldi, si può anche organizzare meglio una scuola, potranno scegliere la scuola privata. Quella scuola privata che ovviamente è una scuola privata di tendenza, orientata ideologicamente, confessionalmente, eccetera, ma è quella che piace al nostro Presidente del Consiglio, perché la scuola pubblica invece conculca principi diversi da quelli che sono quelli propri delle famiglie. Io ricordo che ero nel Consiglio Scolastico Provinciale nel 1974, quando furono emanati i decreti delegati, eccetera, e ricordo che la grande battaglia era per il tempo pieno. Si diceva allora che il tempo pieno sottraeva tempo alla famiglia nell'educazione. Mi pare di essere tornato a quei tempi, devo dire la verità, e me ne dispiace molto. Abbiamo bisogno in questa nostra società invece di un'educazione che sia pluralista, è di questo che dobbiamo convincerci, ed è la scuola pubblica che può garantire una educazione pluralista. E questo è il secondo principio che viene messo invece in discussione, ed è il principio appunto di libertà di educazione e quindi di una libertà anch'essa che è fondante, che è nient'altro che l'estrinsecazione del principio di libertà di pensiero, tanto per intenderci. Un insegnante deve essere libero, certo, non dire cose stravaganti, certamente, ma deve avere quella professionalità adeguata per rapportarsi ai propri alunni e per cercare di mettere a confronto diverse anche impostazioni di pensiero, per fargli capire cioè che ci possano essere diverse ipotesi tra di loro discusse e discutibili, ma a questo lo si deve preparare io credo il ragazzo che frequenta la scuola, a discutere le diverse idee, i diversi orientamenti, perché la società è fatta di diverse idee e di diversi orientamenti e non di un pensiero unico. Quindi guardate, io credo che battersi per una scuola pubblica efficiente, una scuola pubblica che dia effettivamente quel servizio che la Costituzione vorrebbe che venisse dato a tutti, perché la Costituzione nell'articolo 33 dice per l'appunto che lo Stato ha il dovere di istituire una scuola pubblica per tutti gli ordini e gradi, e deve essere quella scuola pubblica che è la generalità, che possono frequentare tutti, che deve avere anche il compito di integrazione, soprattutto in un periodo come questo in cui noi abbiamo da integrare persone immigrate, oppure abbiamo molte situazioni di disabili che anch'essi devono invece essere aiutati. Coi tagli a queste persone noi non possiamo dare una istruzione che sia uguale a quella degli altri, perché un professore o insegnante comunque che si ritrova con una classe affollatissima non potrà
non potrà avere cura di queste situazioni particolari. Mi pare che gli insegnanti di sostegno siano stati anch'essi in gran parte tagliati. Ecco, attraverso i tagli si impoverisce e si depaupera la scuola, ma si viola il principio di uguaglianza. E invece è un principio questo che è secondo me assolutamente da sostenere e da rivendicare. Vi ringrazio.